Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Carissimi, buongiorno nella pace del Signore Gesù, buongiorno, benvenuti alla preghiera del mattino. Oggi è giovedì, il 16 gennaio 2025 e siamo qua iniziando la nostra preghiera del mattino, un programma delle Sheadamit, Chiese Evangeliche Assemblee di Dio, Arca Missionaria Italiane. E noi siamo qua stamattina per insieme cercare la presenza del Signore. Io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi stamattina per la grazia e bontà del nostro Signore. Se tu non sei ancora iscritto su questo canale AD Arca Missionaria, vorrei invitarti a iscriversi, fa la tua iscrizione, pigia il campanello delle notifiche
e attiva tutte le notifiche, perché così ogni volta che siamo in diretta, che carichiamo un video, un contenuto importante, tu riceverai la notifica e potrai vedere immediatamente. Quindi vorrei invitarvi a iscriversi, siamo 930 iscritti e vorrei arrivare a 1000 iscritti. E se tu puoi girare questo link a altre persone, sarà di benedizione, perché possiamo evangelizzare, possiamo portare le persone alla presenza del Signore, perché il Signore tramite la tecnologia ci ha dato questa opportunità di arrivare dove i nostri piedi non riescono ad arrivare. Io vorrei approfittare questo e, nonostante sono a Firenze, ma non so dove sto ora, dove sono adesso tramite questo, questa diretta. Ditemi da dove siete e mandateci un saluto qua sulla chat dicendo ecco sono Caio di Milano, e così scrivete sulla chat, perché fateci vedere dove siete e dove stiamo arrivando. Vorrei mandare un abbraccio grande ai nostri fratelli d'Italia, dal nord al sud d'Italia, nella bellissima isola di Sicilia. Un abbraccio ai siciliani, ai calabresi, a tutti i miei fratelli di tutte 22 regioni d'Italia. Un abbraccio forte a voi, che il Signore vi benedica abbondantemente. Vorrei mandare un abbraccio speciale ai fratelli toscani, ai fratelli del Veneto, che il Signore benedica a tutti nel nome di Gesù, i nostri fratelli delle basi missionarie di Shea Damiti, nostri missionari. Che la pace del Signore sia con voi. Gloria al Signore. Vorrei anche disponibilizzare, lasciare disponibile il nostro contatto di WhatsApp. Potete contattare la segreteria di Shea Damiti sul numero 351 360 4320. Questo numero puoi contattarci, mandarci un messaggio, una testimonianza, una richiesta di preghiera, e se non potete anche contattarci direttamente sulla chat di YouTube. Che Dio benedica a tutti nel nome di Gesù. Se non seguiteci sul profilo di Instagram, vorrei invitarvi a seguiteci su questi profili. Noi abbiamo 3 settori ecclesiastici: settore 01 che è la provincia di Firenze, settore 02 la provincia di Pisa e settore 03 che è la provincia di Verona. Vorrei mandare un abbraccio ai nostri missionari, che sono i coordinatori dei settori ecclesiastici, a me e a Priscilla, che siamo coordinatori del settore ecclesiastico di Firenze, della provincia di Firenze. Un abbraccio a mia cara moglie Priscilla, un bacio grande, e a tutti i miei fratelli di Firenze, di Scandici, di tutta la provincia di Firenze. Vorrei oggi mandare anche un abbraccio, non so se ci vede, ma una cara sorella Paola si chiama, di San Casciano, di Cerbaia. Che Dio benedica la sorella Paola. Suo marito è con il Signore, non c'è più, ci manca, ma era un uomo spettacolare, Giovanni, e ora è con il Signore. Ma vorrei mandare questo abbraccio forte alla sorella Paola, a Isa. Che Dio benedica a voi, la vostra famiglia, nel nome di Gesù. Vorrei mandare anche un abbraccio forte a un'altra cara sorella, Lene, la sorella Lene che è a Roma, Garbatella. Carissima Lene, un abbraccio, che il Signore ti benedica abbondantemente, nel nome di Gesù. Vorrei mandare un abbraccio alla sorella Annunziata Calabresi, che è della Calabria. Un abbraccio grande alla sorella Annunziata Calabresi. Dio benedica nel nome di Gesù, e a tutti i miei fratelli che sono qui a Firenze e anche
nelle altre basi missionarie. Che il Signore benedica tutti nel nome di Gesù. Gloria al Signore. Vorrei lasciare una parola di Dio per voi. Però ditemi, ci siamo qua su YouTube e abbiamo le persone in diretta con noi, vediamo che c'è. Lasciate il vostro mi piace, lasciate mi piace e lasciate il vostro commento qua dicendo da dove parlate, il vostro nome o la pace del Signore. Chi c'è con noi? Fatevi vivi per favore. Glória a Dio. La missionaria Jamile, pace Jamile, ogni mattina è con noi. Che Dio ti benedica nel nome di Gesù. Tutti i fratelli da Monte Scerboli, un abbraccio grande ai fratelli di Monte Scerboli, i Pomarancini. Dio vi benedica. Gloria al Signore. La nostra missionaria Denisa, missionário Marco, Enea, un abbraccio grande. Alla missionaria Carminha. Dio benedica tutti. Mentre voi scrivete, io vorrei lasciare questa parola stamattina. Che si trova nel libro di Isaia. Nel libro di Isaia, capítulo 37. Isaías, capítulo 37. Dice la parola così. Or quando il re Ezechia udì questo, si strasciò le vesti, si coprì di sacco ed entrò nella casa dell'Eterno. Quindi mandò Eliachim, prefetto del palazzo, Shebna, il segretario, e i più anziani dei sacerdoti coperti di sacco dal profeta Isaia, figlio di Amoz, i quali gli dissero, così dice Ezechia, questo giorno è un giorno di angoscia, di rimprovero e di vergogna, perché i figli stanno per nascere, ma non c'è forza per partorirli. Forse l'Eterno, il tuo Dio, ha udito le parole di Rabsakeh, che il re di Assiria, suo signore, ha mandato a dire per insultare il Dio vivente, e lo castigherà a motivo delle parole che l'Eterno, il tuo Dio, ha udito. Innalza dunque una preghiera per il residuo che ancora rimane. Così i servi del re Ezechia si recarono da Isaia. Isaia disse loro, questo direte al vostro Signore. Così dice l'Eterno, non aver paura a motivo delle parole che hai udito, con le quali i servi del re di Assiria mi hanno insultato. Ecco, io manderò su di lui uno spirito, e appena avrà udito una certa notizia, ritornerà nel suo paese, e nel suo paese lo farò cadere di spada. Così Rabsakeh ritornò e trovò il re di Assiria che combatteva contro Libna
perché aveva saputo che egli era partito da Lachish. Allora il re di Assiria sentì dire riguardo a Tirhakah, re di Etiopia: è uscito per muoverti guerra. Appena udì questo, egli mandò dei messaggeri a Ezechia dicendo: direte così a Ezechia, re di Giuda: non lasciare che il tuo Dio nel quale confidi ti inganni dicendo: Gerusalemme non sarà data nelle mani del re di Assiria. Ecco, tu hai udito ciò che il re di Assiria hanno fatto a tutti gli altri paesi, votandoli alla distruzione. Scamperesti tu soltanto? Hanno forse i re delle nazioni liberato quelli che i miei padri hanno distrutto? Gozan, Aran, Retsef e i figli di Eden che erano a Telassar? Dove sono i re di Amash, i re di Arpad e il re della città di Sepharvaim, di Enna e di Iva? Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse, poi salì alla casa dell'Eterno e la distese davanti all'Eterno. Quindi Ezechia pregò l'Eterno dicendo: O Eterno degli eserciti, Dio di Israele, che siedi tra i cherubini, tu sei Dio tu solo di tutti i regni della terra. Tu hai fatto i cieli e la terra. Porgi il tuo orecchio, o Eterno, e ascolta. Apri i tuoi occhi, o Eterno, e vedi. Ascolta tutte le parole di Sennacherib, che ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. In verità, o Eterno, i re di Assiria hanno devastato tutte le nazioni, i loro paesi, e hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei, ma opera di mani d'uomo, legno e pietra. Per questo li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, Dio nostro, liberaci dalle sue mani, affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo sei l'Eterno. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, poiché tu mi hai pregato riguardo a Sennacherib, re di Assiria. Questa è la parola che l'Eterno ha pronunciato contro di lui. La Vergine figlia di Sion ti disprezza e si fa beffe di te. La figlia di Gerusalemme scuote il capo dietro a te. Chi hai insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e arrogantemente levato i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele. Per mezzo dei tuoi servi hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri io sono salito in cima ai monti. Nei recessi del Libano abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli, e raggiungerò la sua altura più remota, la sua foresta più lussureggiante. Ho scavato e bevuto acqua, con la pianta dei miei piedi ho dissecato tutti i fiumi d'Egitto. Non hai forse udito che da lungo tempo ho preparato questo, da tempi antichi ne ho formato il disegno? Ora ho fatto accadere questo, che tu riducessi in cumuli di rovine città fortificate. Perciò i loro abitanti, privi di forza, erano spaventati e confusi. Erano come l'erba dei campi, come l'erbetta verde, come l'erba dei tetti che è bruciata prima che cresca. Ma io conosco la tua dimora, il tuo uscire e il tuo entrare. Alleluia!
e anche il tuo infuriarti contro di me, perché ti sei infuriato contro di me e la tua insolenza è giunta ai miei orecchi. Ti metterò il mio anello alle narici, il mio morso in bocca e ti farò ritornare per la strada per la quale sei venuto. E questo sarà il segno per te. Quest'anno mangerete ciò che cresce spontaneamente, il secondo anno ciò che nasce dallo stesso, ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. E il residuo della casa di Giuda che sarà scampato continuerà a mettere radici in basso e a fare frutto in alto, poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte Sion quelli che sono scampati. Lo zelo dell'Eterno degli eserciti farà questo. Perciò così dice l'Eterno intorno al re di Assiria: egli non entrerà in questa città. Tu puoi dire amen? Tu puoi glorificare il Signore? Egli non entrerà in questa città, né vi lascerà alcuna freccia, né leverà davanti con scudi, né costruirà contro di essa alcun terrapieno. Egli ritornerà per la stessa strada da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice l'Eterno, poiché io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me stesso, per amore di Davide, il mio servo. Quindi l'angelo dell'Eterno uscì. Alleluia. Sentite questa parola. L'angelo dell'Eterno uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Ripeto. Quindi l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini, e quando si alzarono al mattino, ecco, erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a casa e rimase a Ninive. E avvenne che mentre egli stava adorando nel tempio del suo dio Nisroch, i suoi figli Adramalech e Sharezer lo uccisero a colpi di spada. Poi si rifugiarono nel paese di Ararat. Al suo posto regnò suo figlio Esarhaddon. Gloria a Dio. Fratelli miei, che parola il Signore ci dà stamattina. La domanda che mi impressiona è questa, che Rabbi Sacchè e Tiracà hanno scritto la lettera a Ezechia, un messaggio a Ezechia da parte di Sennacherib, e nel loro messaggio c'era scritto: ecco, tu hai udito ciò che i re di Siria, che i re di Assiria hanno fatto a tutti gli altri paesi, votandoli alla distruzione. Scamperesti tu soltanto? Fratelli, questa parola arde nel mio cuore. Sa perché? Perché Satana pensa che farà con te la stessa cosa che ha fatto con altre famiglie, con altre persone. A volte noi siamo affrontati dal nemico, perché lui dice così: io farò con te ciò che ho fatto con la tua mamma, con la tua nonna,
con tuo papà, con tuo nonno, con la tua bisnonna, con il tuo bisnonno. Siamo molte volte davanti, fratelli, alle realtà che si ripetono. Non dirò realtà, alle tragedie che si ripetono. Stavo parlando con una persona questa settimana e la sua nonna è divorziata, la sua mamma è divorziata, lei e le sue 2 sorelle divorziate. Sembra che Satana vuole ripetere la storia nella tua vita. Io non so qual è la storia che Satana vuole ripetere nella tua vita, perché lui vuole ripetere la storia o la tragedia che ha causato nella vita delle persone, vuole fare nella tua vita. Ma c'è un però. Alleluia! Gloria! C'è un però. C'è un però. Gloria a Dio! C'è un però. Alleluia! Quando Ezechia ha ricevuto un messaggio che è andato subito a pregare, Ezechia ha detto: guarda Signore, lui ha fatto così con tutti. Lui ha ridotto i paesi, lui ha bruciato i dei. È vero tutto questo? Versetto 18, Ezechia prega dicendo: in verità, o Eterno, i re di Assiria hanno devastato tutte le nazioni e i loro paesi e hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei, ma opera di mani d'uomo, legno e pietra. Per questo li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno Dio nostro, liberaci dalle sue mani, affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo sei l'Eterno. Sa cosa ha detto Ezechia? Signore, lui ha fatto tutto questo nei paesi perché i loro dei non erano dei, ma opera di mani d'uomo. Ma tu no. Sa qual è la differenza nella tua vita? È perché tu servi a un Dio vivente, non un Dio fatto dalle mani di uomo. Un Dio che opera di mani di uomo, legno e pietra. Satana si ingana progettando un futuro per te che non andrà a buon fine. Il progetto di Satana non andrà a buon fine, ma non per causa tua, non per causa mia, perché sono bravo, no, ma perché ho scelto di servire, di rendere tutta la mia vita al Dio vivente. E questa è la differenza. E con questo Satana non aspettava. Sennacherib non si aspettava questo, perché pensava che Ezechia era un giocattolo come gli altri re e gli altre persone. Satana pensava che era un giocattolo come tutti gli altri, ma tu non sei giocattolo di Satana. Tu sei serva del Dio vivente.
se tu sei stamattina, se tu ti sei svegliato stamattina triste e abbattuto con qualsiasi cosa, prega. Ti metti in preghiera, una preghiera cambia tutto. Una preghiera cambia tutto il tragitto, tutta la storia. Il nostro problema è perché quando arriva un messaggio, una storia, un problema, un discorso, una chiacchiera, una bolletta, sa cosa facciamo? Ci disperiamo, mettiamo la mano in testa e diciamo come farò? E cerchiamo modo, mezzi per risolvere. Una preghiera può cambiare tutto nella tua vita. Non ti alzi, non esci dalla tua casa senza fare una preghiera. Non vai a risolvere niente, a decidere niente, a rispondere niente senza fare una preghiera. Io stavo ricordando stamattina che io sono stato insegnato in un tempo che noi pregavamo prima di decidere le cose, prima di fare qualsiasi cosa. Una persona mi chiamava, diceva: Victor, io vorrei invitarti a predicare qua nella mia chiesa. E io sono stato abituato a rispondere così: va bene, io pregherò e dopo ti rispondo. Alleluia! Gloria! Io pregherò prima, dopo ti rispondo. A volte noi vogliamo un immediatismo perché questo mondo è immediato. Noi viviamo un tempo di immediatismo dove tutto si risponde immediatamente. Sì, certo. Gloria al Signore. Un'esperienza personale. Ero ragazzo, avevo 18 anni, lavoravo in una ditta, l'unica ditta che ho lavorato tutta la vita è stata quella. E il mio stipendio non era un grande stipendio, era uno stipendio minimo, piccolo, poco, lì in Brasile. E io lavoravo in quel negozio di arredamento di casa e è venuta una signora che voleva acquistare un'aria condizionata. E ho cominciato a spiegare tutto, a fare vedere tutte le cose. Alla fine lei, non mi dimentico mai il suo nome, Giorgilda. E alla fine che lei ha fatto tutto, che ha acquistato quel prodotto, mi ha chiamato fuori del negozio e ha detto: guardi, io sono venuta proprio per comprare, ma lei mi ha dato tanta attenzione, mi ha trattato molto bene, che io voglio fargli una proposta. Perché io sono la direttrice di quello gruppo multinazionale del negozio qua giù. E questo acquisto che ho fatto è perché ho fatto un acquisto per il negozio per paragonare i prezzi, perché loro acquistavano e con la fattura metteva lì davanti al suo prodotto e diceva: noi riduciamo il prezzo del concorrente. Però lei mi ha proprio trattato bene, ha fatto il suo lavoro spettacolare, che oggi è difficile trovare persone attenziose, che sono attenti, che sono così come lei, e volevo invitarli a fare parte del mio team.
E io in quel giorno, fratelli, ho detto a lei di sì. Ho detto, va bene, io gli do il mio numero e ci parliamo. E ero proprio mosso da quell'entusiasmo, perché sapevo che io lavoravo in un negozio locale e avere un lavoro in una ditta multinazionale sarebbe per me, che era Walmart, no? Per me sarebbe una cosa straordinaria. Con 18 anni, a 18 anni avere un lavoro così sarebbe fantastico. E io ho chiamato quella signora, ho fatto tutte le cose che dovevo fare, mi sono presentato e nell'ultimo giorno lei ha detto: "Va bene, ora dobbiamo fare la missione a metterle", e così lei va a chiedere a chiedere la demissione in quel lavoro suo e dopo che chiederà la demissione venga qui con suo, perché in Brasile abbiamo un documento di lavoro. Ehm, la carta di lavoro. Qui c'è la carta d'identità, là abbiamo anche un libretto di lavoro dove si registra in quel libretto ogni lavoro che facciamo, ogni contratto. Tutte le cose riguardo al lavoro si mette in quel libretto. Quel libretto si mantiene per tutta la vita perché, quando vai in pensione tu presenti quel libretto con tutti i registri, ecco. Allora quella donna mi ha detto di fare la demissione, di chiedere la demissione in quel lavoro che ero lì per essere ammesso in quell'altro. Quindi io uscivo di uno per entrare in un altro. E il Signore, per la sua misericordia, ha parlato con me. Perché a volte noi non preghiamo per fare le cose. Molte volte noi non preghiamo per decidere le cose. Molte volte noi non consultiamo il Signore. E io in quel momento non ho consultato il Signore. E Dio, per la sua misericordia, mi ha parlato. Per la sua misericordia, per la sua grazia mi ha parlato. Io voglio dire con questa testimonianza che non, tu non devi prendere nessuna decisione senza consultare il Signore. Tu non devi dare un passo senza consultare il Signore, anche se la proposta sia la migliore. Perché a volte il nemico vuole metterci un nido suo. Vedevo un film della natura che mi piace molto e vedevo quel gabbiano che fa 3 uova, nacque 3 figli, ma mantiene uno solo perché quegli altri 2 diventano cibo per quello più forte. A volte noi vogliamo insistere in una cosa nostra, ma tu hai consultato il Signore, perché il nemico vorrà ingannarci dicendo: io farò con te come ho fatto a tutti, perché tu hai bisogno, tu sei uguale a tutti, tu hai le tue necessità e alla fine tu diventi cibo per i suoi interessi. La proposta di quel lavoro era molto buona per me, ma c'era
dietro a quella buona proposta una trappola. Sa qual era? In quel lavoro mio io lavoravo solo fino alle 4 di pomeriggio. Entravo la mattina e uscivo alle 4. Alle 9 entravo, uscivo alle 4. In quel nuovo lavoro io dovevo entrare di mezzogiorno e uscire alle 22. Di domenica a domenica. Lavoravo una domenica, lavoravo 2 domeniche, ogni 2 domeniche per avere una domenica libera. Lo stipendio era molto, era quasi 4 volte quello. Ma io sono rimasto. Il Signore sta dicendo: rimani con me. Scegli Dio. Consulta il Signore. La vittoria di Ezechia è perché lui ha fatto una preghiera. La vittoria di Ezechia è perché lui ha pregato. La preghiera cambia tutto. Non è perché la cosa è molto buona che vuol dire che viene da Dio. Perché a volte il cibo c'è anche per gli uccelli nella gabbia, nella trappola degli uccellatori. Che quando l'uccello posa lì, poggia i piedi, cosa succede? La trappola si chiude e quell'uccello che era libero diventa prigioniero. Alleluia! Stamattina il Signore ti sta parlando, dicendo: attenzione, perché Satana vuole farti prigionieri con le sue parole, ma non lasciarti coinvolgere alle sue parole, non lasciarti illudersi dalle sue parole, non lasciarti illudere dalle sue parole. Dice no al nemico. Non perché con gli altri tu puoi fare questo, perché loro servono a un Dio morto, ai dei che sono opere di mani d'uomo, legno e pietra, ma io servo a un Dio vivente. Questa è la mia preghiera stamattina. Liberaci, Signore, dalle sue mani. Da martedì, non so se state attenti, da martedì lo Spirito Santo mi sta spingendo a pregare di liberarci dalle mani degli uomini. Tu sei nelle mani di quest'uomo. Oh, alleluia! Ma tu uscirai. Tu uscirai perché sta così. Una storia lunga, volendo farti di volendo fare con te come ha fatto con tutti, come fa con tutti, perché ha l'abitudine di fare così. Ma con te no. Dice stamattina: Satana, con me no, nel nome di Gesù, con me, con la mia famiglia, con la mia casa, no. Nel nome di Gesù. Nel mio matrimonio, no. Nella vita del mio figlio, no. Nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia, io sento grazia di Dio. E quando noi ci posizioniamo e clamiamo il Signore, Lui si muove. Alleluia! Il Signore stamattina sta dicendo: prega, innalza un digiuno, consacra un digiuno, innalza una preghiera. Ti invito a digiunare e pregare per questa situazione, perché tu vedrai ciò che Dio muoverà e fermerà questo agente del diavolo che vuole
disturbare la tua vita e toglierti dal piano di Dio, riducendo la tua vita. Ma il Signore sta dicendo: tu mangerai questo anno di ciò che produrrà la terra, l'anno prossimo la terra continuerà a produrre e nell'altro anno tu seminerai. Alleluia! Il nemico vuole fare così, cambiare la storia, cambiare il percorso, il proposito, ma il Signore stamattina ti sta parlando. Prega, digiuna, perché io sono pronto per combattere per te, ma voglio che tu ti alzi. E il Signore, mamma mia, il Signore ha distrutto Sennacherib, ha abbattuto quella forza. Preghiamo, fratelli, stamattina, perché Dio sta ad abbattere una forza che noi non abbiamo come combattere. Dio sta trattando qualcuno che si sente e che si mette alla posizione di oppressore, che ci sta opprimendo. Ma tu uscirai di questa oppressione. La storia cambierà. Padre, nel nome di Gesù siamo qua stamattina. Vogliamo ringraziarti di questa preghiera, di questo momento, della tua parola. Ti ringrazio, Signore, per la vita dei miei fratelli che sono in diretta con me stamattina tramite questo canale. Grazie per l'opportunità che ci dai di essere qui insieme, di lodare il tuo nome. Perdonaci i peccati, i falli, gli errori. Riconosciamo che siamo deboli. Riconosciamo, Signore, che abbiamo peccato contro te e contro il cielo, Signore. Non siamo degni di essere chiamati tuoi figli, ma ti prego, Signore, per la tua grazia e misericordia, di non contabilizzare, di non considerare la nostra umanità fallibile. Ma quando avverrà il giorno dell'ira, ricordati della tua misericordia, perché tu sei un Dio misericordioso. Come a me, che in quel momento non ho pregato e ho detto a quella donna: sì, vengo volentieri, grazie di questo invito. E ero contento pensando che quella era l'opportunità della mia vita. E so, Signore, che ho sbagliato. Ho fatto tutto il percorso, ho fatto i test, ho fatto l'esame clinico per ammissione, ma alla fine la tua misericordia entrò in azione nella mia vita e ha cambiato, perché io stavo per cadere in una trappola. E vorrei chiederti che stamattina tu ci tolga dalla trappola del nemico, che tu ci apra gli occhi, Signore. Ci apri gli occhi, Signore, perché possiamo vedere non solo la tua benedizione, ma anche la trappola del nemico che vuole farci schiavi, prigionieri. Ma ti prego, come Ezechia ha pregato: o eterno Dio nostro, liberaci dalle sue mani, affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo sei l'Eterno. Ti prego, Padre, liberaci dalle sue mani, perché Scandici, Firenze, le città della provincia di Firenze, Legnago, le città di Verona, le città di Pisa, Monticerboli, Pomarance, conoscono che tu solo sei l'Eterno. Liberaci. Ti prego, Signore, stamattina per Elena Cangiuli. Liberaci, Signore. Ti prego, Signore, per Sergio Badiani. Ti prego per Irene Merlini. Ti prego per Agostino Rossi. Ti prego per la Martina Cini.
Ti prego, Signore, per la Cinzia Trapani, per Marino Cognetta. Ti prego, Signore, per Remo Romano. Signore, ti prego per questi nomi, perché soltanto tu puoi liberarci dalle sue mani. Tu puoi, Signore, innalzare un altare, perché oggi siamo come Giacobbe, erendo un altare su un sasso nel deserto di Betlemme. Ma questo sasso è fondamenta del tempio che tu edificherai. E la tua parola dice: e le porte dell'Ades non prospereranno contro la mia chiesa. Nel nome di Gesù, Padre. Ti prego per quelli che ci vedono su YouTube, per quelli che ci vedono e che partecipano. Ti prego per ogni famiglia, perché io non sono pastore di 5 basi missionarie, di fratelli che frequentano le basi missionarie, sono membri della Chiesa. Io sono pastore di queste città, io sono un pastore d'Italia e tu mi hai dato a questo paese. Io sono la tua offerta per questo paese. Signore, e quante pecore smarrite ci sono. Ti prego di mettere le tue mani sulla mia mente, nei progetti che sto mettendo davanti a te, Signore. La tua parola dice che noi facciamo i piani, ma è da te che viene la risposta. Volendo te, Signore, compi ogni piano. Signore, tu sai cosa abbiamo bisogno, le nostre necessità, le necessità di ogni base missionaria, di ogni famiglia missionaria. Signore, la missionaria Jamile, che è lì a Pomarante, la missionaria Carminha, la missionaria Denisa, Marco, Enea, noi abbiamo consegnato la nostra vita a te, Signore. La missionaria Lia, pastore Davide, Anderson, Signore, la missionaria Dariana, missionario Giovanni, la missionaria Priscilla, mia moglie. Signore, noi abbiamo consegnato la nostra vita a te e non negozieremo ciò che abbiamo già consegnato a te, perché non lo prenderemo di nuovo. Una volta consegnato è tuo. Ma ti prego, liberaci dalle mani oppressori, perché conoscano che tu solo sei l'Eterno e sei il nostro Dio. Queste persone che ci disdegnano, queste persone che ci guardano male, noi vogliamo consacrarci. Io voglio consacrare stamattina questo digiuno per i missionari, che molte volte sono sottovalutati per la loro scelta di vita. Perché non solo te ci hai scelto, ma anche noi ti abbiamo scelto, Signore. Abbiamo deciso di servirti, perché servire è una decisione, abbiamo deciso. E questa è stata la cosa migliore che abbiamo fatto nella nostra vita. Ma Satana tutti i giorni ci affronta dicendo: è valsa la pena questa scelta? Vedi la tua condizione. È bugia tua, Satana. Perché il Signore ci ha colmato di beni, ci ha dato salute, ci ha liberato e tu non ci puoi toccare. Tu non ci puoi toccare. Siamo
circondati dai muri di fuoco, dalle mura di fuoco che il Signore ci ha attornato, e tu non puoi entrare nel perimetro di Dio dove siamo. E per questo tu ci inviti a saltare il muro e venire da te, ma noi non ti daremo ascolto perché saremo nel perimetro di Dio facendo la volontà di Dio. Vai via di noi, Satana, nel nome di Gesù. Via di noi, Satana, nel nome di Gesù. Oh Signore, rinforza la fede di questo uomo. Rinforza la fede di questa donna, Signore. Perché noi siamo tutti servitori tuoi, ma tu hai cura di noi di modo speciale, Signore. Usa le nostre mani per guarire, per liberare, per essere di benedizione agli altri. Usa la nostra bocca con messaggi potenti che, come Pietro in quel giorno, tramite lo Spirito Santo e per la tua grazia, ha portato 3.000 uomini a te. Dacci messaggi potenti, sia con noi nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, nell'entrare e nell'uscire. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego per i miei missionari, quelli che tu mi hai fidato, per la missionaria Darli, Signore. Signore, dichiariamo sulla vita di Darli, di Vinicius. Non dichiariamo per noi perché abbiamo potenza per dichiarare, ma dichiariamo nel nome di Gesù. Convinzione, autorità, audacia spirituale. Vorrei pregare stamattina, Signore, per quelli che hanno una chiamata e come gli esilati hanno messo le sue arpe nel riposo dicendo: non abbiamo gioia per cantare, non abbiamo gioia per suonare, ormai siamo diventati schiavi. Signore, liberaci oggi. Libera questi uomini oppressi, queste donne oppressi. Signore, ti prego di alzare in ogni base 2 donne per guidare la preghiera di intercessione. Io faccio questa richiesta a te, Signore. Abbiamo bisogno di 2 donne idonee che temono te per guidare la preghiera di intercessione in ogni base missionaria. E queste 2 donne, Signore, visiteranno i malati. Faranno un gruppo di visita ai malati, Signore. Nel nome di Gesù. Non è una cosa nuova. Questo esiste già e tu puoi sviluppare qua. Nel nome di Gesù, Signore. Io ti prego stamattina di parlare a me, che sono il ministro che tu mi hai consacrato, in nome di queste donne. Di parlare a queste donne, perché quando loro riceveranno l'invito, accettino l'invito. E insieme alle missionari, loro porteranno avanti questo gruppo di intercessione e visita ai malati, agli infermi. Nel nome di Gesù. Alza questa commissione oggi di intercessione e di visita ai malati. Parla ai miei cuori, al mio cuore, Signore, al cuore di Priscilla. Ci conferma la persona, queste 2 donne. In ogni base abbiamo bisogno di queste 2 donne. Un lavoro di consacrazione, di digiuno, di preghiera. Nel nome di Gesù, Signore. Ti prego. Benedici ogni casa, ogni famiglia. Manda operai, Signore. Salva le anime. Ti prego per Ivanette. Ti prego, Signore, per Giuseppe, che tu possa guarirgli
velocemente di questa influenza, soffia vita nei loro polmoni, Signore. Manda via quella infermità nel nome di Gesù e che non ci sia più la tosse, nel nome di Gesù, Padre. Benedice, Signore, ogni progetto. Tu sei con noi e so che questa storia non finirà. Questa missione non finirà come Satana ha previsto. Come vediamo, non finisce in me, no. Io sono parte, non sono la missione, io sono parte della missione. Signore, tu moltiplicherai e le porte dell'Ades non prospereranno contro la tua Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari miei, che Dio vi benedica abbondantemente. Un abbraccio forte, forte. Vi auguro una giornata benedetta. E domani abbiamo il proposito delle primizie. Dalle 5 di pomeriggio alle 10 di sera saremo qua a Firenze, Porta al Prato, pregando. Invece sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno saremo a Scandici in preghiera, in digiuno e preghiera. Vorrei convocare i fratelli per pregare. Domenica abbiamo la preghiera dalle 10 alle 10:30 qua a Firenze, Porta al Prato, e a Scandici dalle 16 alle 16:30. Dopo c'è il culto tanto a Firenze come a Scandici. Che Dio vi benedica abbondantemente, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, oggi per sempre. Noi diciamo amen. Amen. Che il Signore vi benedica e un fine di settimana benedetto nella sua presenza. E se Dio vuole, ci vediamo martedì con la preghiera del mattino. Ciao a tutti. Lasciate il vostro mi piace, non dimenticare. Ciao. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio
c'è, e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscatto, e come fiume di vero amor, grazia,